Siamo, come vedete, all'uscita praticamente del casello autostradale di Grisignano, che è il casello al confine tra le province di Padova e Vicenza, perché è il primo casello in pratica che da Padova è già in territorio vicentino. Non ci sono, come vedete, all'uscita dell'autostrada chiamiamoli posti di blocco o comunque controlli delle forze dell'ordine, e come dicevo, Cristian adesso vi farà vedere alle mie spalle il cartello che delimita proprio la provincia di Padova da quella di Vicenza. La strada regionale 11 è la principale arteria che collega le province di Padova e Vicenza. Dalla zona ovest di Padova si entra direttamente nel Vicentino, e a Grisignano, che si trova esattamente al confine, c'è anche il casello autostradale della A4, che verso le 15 presentava poco traffico e nessun controllo o filtro delle forze dell'ordine. Le auto possono circolare e le merci possono essere trasportate da una parte all'altra dai camion. Naturalmente gli autisti e i conducenti devono avere con sé l'autocertificazione prevista, che consente di circolare per motivi ben precisi. Noi abbiamo fatto un calcolo che non ha nulla di scientifico, ma vuole essere solo un indicatore di ciò che ha provocato l'attivazione della zona arancione. In 2 minuti hanno attraversato il confine tra Padova e Vicenza, nei due sensi di marcia, 16 veicoli, di cui 4 mezzi pesanti. Un traffico decisamente ridotto rispetto ai periodi di normalità. Stessa cosa, anzi traffico ancora inferiore, anche per buona parte delle altre strade che uniscono le due province, magari attraversando il territorio dei colli, e questo sarà probabilmente lo scenario anche per i prossimi 25 giorni.